Del sistema carsico fanno parte anche le falesie di Duino, il più spettacolare esempio di costa alta del Golfo di Trieste. Le scogliere calcaree, quasi lambite dal mare, sono l'habitat della Centaurea carciana, una specie endemica esclusiva di questi luoghi. Il sito è decisamente il migliore esempio regionale di habitat termofilo mediterraneo, con arbusti di macchia come la filirrea, il leccio, il terebinto e le vistose fioriture di Euphorbia vulfeni durante la primavera e di Campanula piramidalis fino alla tarda estate. La Regione Friuli-Venezia Giulia nei decenni passati ha svolto alcune iniziative per tutelare la flora, la fauna e gli spazi naturali, cosciente della propria ricca biodiversità. Ma solamente dopo l'emanazione della legge quadro statale sulle aree protette del 1991 e il contemporaneo avvio del progetto Natura 2000 da parte dell'Unione Europea, anche il Friuli-Venezia Giulia ha adottato un quadro organico di interventi a favore della conservazione della natura, fondato sul nuovo sistema di parchi, riserve e biotopi naturali voluto dalla legge regionale del 1996 e sull'insieme integrato delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria. La conservazione passiva e la conservazione attiva sono i due pilastri su cui si regge l'intero settore della tutela ecologica dell'ambiente, sostenuto da finanziamenti pubblici in parte erogati dall'Unione Europea, che promuove il progetto Natura 2000. Si tratta di azioni che variano a seconda delle diverse caratteristiche ambientali e sono definite in piani e programmi gestionali di tipo generale e specialistico, come ad esempio i piani faunistici, quelli per l'ecoturismo, oppure i progetti di restauro e ripristino di ecosistemi. Fondamentale per la gestione è il quadro di norme, di leggi e regolamenti che disciplinano l'uso del territorio protetto. Di grande importanza è la norma per la quale nei SIC e nella ZPS i progetti di piani ed opere devono essere sottoposti ad una specifica valutazione di incidenza per garantire l'assenza di danni inaccettabili agli habitat e alle specie tutelate. La tutela passiva non è fatta solamente di divieti, ma comprende anche altre azioni, come ad esempio l'acquisizione alla proprietà pubblica delle aree da tutelare. In questo modo è possibile avviare anche progetti di restauro ambientale o perfino di vero e proprio ripristino di habitat degradati. Si tratta di operazioni molto delicate, costose e che richiedono tempi medio-lunghi, ma che producono risultati molto interessanti. La valutazione di incidenza è senz'altro fra i principali strumenti di tutela passiva, ma non si può dimenticare che per le ZPS e i SIC che comprendono parchi e riserve naturali, il divieto di caccia costituisce il determinante strumento di protezione della fauna selvatica, l'unico che si è rivelato capace di produrre un'efficace azione a favore della quantità e qualità delle specie. Fra le azioni di tutela attiva, un ruolo fondamentale è svolto dalla costante manutenzione e cura degli habitat protetti, nei quali i vari ecosistemi sono in diversi modi facilitati a ritrovare e mantenere i propri dinamismi naturali. Gli habitat di prateria, ad esempio, sia steppici che umidi, si possono mantenere attraverso sfalci periodici eseguiti dall'uomo, ma anche avvalendosi di animali al pascolo come ovini, bovini o anche equini, come nel caso dei cavalli di razza Camargue alla foce del fiume Isonzo. Un'attività che assume grande importanza nelle aree protette è la ricerca scientifica e il monitoraggio, condotto su una vastissima serie di materie che vanno dai censimenti delle specie animali e vegetali al comportamento ecologico ed etologico, ai controlli veterinari e quindi epidemiologici e a tutti gli indicatori ambientali biologici e non biologici che possono contribuire in modo concreto alla qualità della vita anche dell'uomo. Si deve sottolineare, inoltre, il ruolo sociale ed economico che le attività scientifiche di gestione ambientale stanno svolgendo, consentendo così l'impiego di personale certamente motivato e professionalmente preparato, spesso in aree marginali del territorio.
Il successo della conservazione della natura è però legato non solo alle corrette pratiche tecniche e scientifiche relative alla biologia e all'ecologia delle specie e degli habitat. È fondamentale anche il consenso sociale e l'appoggio forte della pubblica opinione, forte al punto da condizionare le pubbliche amministrazioni a sostenere politiche di tutela e protezione del patrimonio naturalistico regionale. Un ruolo fondamentale è perciò assegnato all'attività di educazione e crescita culturale dei cittadini, giovani e adulti, che le aree protette tutte nel sistema complessivo di Natura 2000 regionale, ben integrato nel più vasto progetto dell'intera Unione Europea, possono e devono svolgere.